Un 2013 a segno più per Latteria di Soligo. L'assemblea dei soci della storica cooperativa trevigiana ha approvato il bilancio dell'anno appena concluso, che ha confermato l'azienda tra le più solide del lattiero caseario veneto. Più 2 milioni di fatturato rispetto al 2012, grazie anche ad importanti accordi con la grande distribuzione che hanno permesso una crescita nei mercati dell'Italia nord-occidentale, più 52%, e centrale, più 15%. Numeri forti di una produzione che conta 716.000 ettolitri di latte trasformati in formaggi, oltre il 60% dei quali conferiti dai soci, segnale di un rapporto profondo tra la cooperativa e la base sociale. Punto di forza di un brand che per il secondo anno consecutivo si conferma il più amato dai veneti, con il 15% delle quote di mercato del latte fresco. Credo questa sia veramente la faccia bella della cooperazione lattiero caseario. Soci che vengono, che vedono che la loro cooperativa funziona bene, che riesce a dare quella redditività che serve per il mantenimento delle aziende, mediamente liquidano più di quello che pagano i privati, per cui credo che a difesa dei produttori la cooperazione sia un vero baluardo. Una presidenza e dirigenza molto avveduta che ha saputo mantenere l'equilibrio dando qualità e soprattutto garantendo la giusta redditività a tutti quei contadini che purtroppo stanno lavorando fra mille difficoltà per la produzione del sistema latteario. Marketing importante, prodotti di qualità, è una certezza per la nostra provincia, per il nostro territorio, ma credo per il sistema Made in Italy. Con l'abolizione del regime quote latte e il ritorno da parte dei paesi nord europei a produrre latte in quantità, per Latteria di Soligo sarà ancora più importante puntare su qualità, ricerca e innovazione. Nonostante il calo dei consumi alimentari da una parte e dall'altra la difficile situazione della zootecnia da latte, Latteria di Soligo ha molti motivi per guardare al futuro con sguardo positivo. Un futuro che passa necessariamente attraverso le politiche comunitarie, con l'auspicio, da parte degli allevatori, che dall'Europa arrivino più opportunità e meno burocrazia. E i nostri produttori hanno bisogno di andare nelle stalle con i loro animali, non possono mettersi in ufficio a fare carte e documenti. Una delle cose i messaggi che posso dare alla politica è di dare gli aiuti disaccoppiati agli allevatori, a chi produce. Non si possono dare aiuti legati ai terreni, aiuti a chi non produce più.